Caso Cairano, l'Associazione Nazionale Rom ha formalmente denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso il presidente del Consiglio regionale del Veneto e commissario della Lega Trevigiana Roberto Ciambetti per le sue dichiarazioni alla nostra emittente. Chi vuole rimanere da noi deve rispettare le regole che ci sono, aveva detto. Chi cerca di eluderle o di infrangerle con il furto e l'accattonaggio non è ben accetto. Rilascia dichiarazioni che sono di chiaro discriminazione contro rom, sinti e camminanti, perché lui parla che dobbiamo rispettare le regole, che i rom e sinti non rispettano le regole, la civile convivenza, dice che i rom, sinti e camminanti infrangono queste regole perché rubano o fanno accattonaggio. Toni identici, dice, a quelli per i quali l'associazione a marzo aveva denunciato anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Zuinisi annuncia anche azioni contro il provvedimento di allontanamento da Cairano per 3 anni che ha colpito i 3 aggressori del sindaco, padre e 2 figli. Noi ora supporteremo questa famiglia per fare un ricorso al prefetto e annullare questo dato, perché questo signore, se ha sbagliato, pagherà davanti al giudice. Prese di posizione che non fanno retrocedere di un passo Ciambetti, che anzi ribadisce quanto affermato ai nostri microfoni. Non mi sembra di aver detto nulla di razzista né di discriminatorio. Io ho solo richiamato il fatto che chi vive nella nostra società, vive nei nostri territori, deve rispettare le leggi e le regole, come fanno la maggior parte dei cittadini. Se qualcuno non intende appunto stare a rispettare quello che è previsto dalle leggi vigenti, può andarsene, non ho detto nulla di particolare, però appunto se questo serve a far lavorare i loro avvocati ci mancherebbe nessun problema, ma però appunto mi sembra che siano cose di buon senso e che soprattutto la maggioranza dei cittadini fanno normalmente.